Benvenuti, oggi è venerdì 23 giugno 2023. Il sole sorge alle 5.39 e tramonta alle 20.24. La luna sorge alle 2.06 e cala alle 15.20. Oggi si celebra San Lanfranco. Il nome Lanfranco ha origine tedesca e significa liberatore della patria. Il suo numero fortunato è il 3, il colore il verde, la pietra lo zaffiro e il metallo il rame. Volete avere sempre le mani in ordine? Beh, non vi preoccupate, basta seguire qualche trucco. Se le vostre unghie sono fragili, provate a massaggiarle con un mix di olio d'oliva e succo di limone. Vedrete la differenza. Anche se basta applicare le unghie finte per avere una manicure perfetta in pochi istanti. E il bello è che potete cambiare ogni giorno, sperimentando stili diversi e sfoggiando sempre unghie favolose. Sono 51 le candeline per Fabio Volo, da mattatore radiofonico a iena in TV. Nel 2000 debutta come scrittore e i numeri lo spingono a proseguire. Il primo romanzo, Esco a fare due passi, vende 300.000 copie e inaugura una sestina di opere che nel 2011 registra oltre 5 milioni di copie vendute in Italia. Compie oggi 46 anni il giornalista e conduttore Pierluigi Diaco. Ha scritto per diversi giornali, in più ha collaborato come autore per diversi anni con il Maurizio Costanzo Show. Recentemente ha condotto Ti sento e Bellamà su Rai 2. Infine oggi compie 47 anni l'attrice Francesca Cavallin. È diventata nota al grande pubblico per il suo ruolo nella soap opera Vivere e ha recitato in diversi film e serie televisive, tra cui Il generale della Chiesa, Un medico in famiglia e La compagnia del cigno. Una data storica per le donne americane. Il 23 giugno del 1960 hanno avuto la possibilità di acquistare per la prima volta un farmaco anticoncezionale chiamato Enovid. Questa innovazione è stata possibile grazie agli studi condotti da 3 medici, i quali hanno sviluppato una pillola che inibisce il processo ormonale responsabile dell'ovulazione. L'anno successivo questa novità è arrivata anche in Europa, con un nome e una composizione chimica differenti. Parliamo dei kiwi. I classici hanno una polpa verde, ma ne troviamo di tutti i colori. C'è quello a polpa gialla, più dolce e meno acidulo, è più ricco di vitamina C, vitamina E e sali minerali, ma con meno fibre e più zuccheri. L'ultima novità è il kiwi bicolore, con striature verdi e rosse, oppure gialle e rosse. È caratterizzato dall'intenso sapore di frutta tropicale. E adesso, per tutti gli appassionati, diamo ascolto ai preziosi consigli dell'oroscopo di Marco Amato. Oggi la Luna abbandonerà il Leone e i 2 amanti dello zodiaco, ma con un piccolo contrasto con Urano tenderà a creare degli imprevisti in amore, quindi stiamo attenti. Vediamo i 12 a cosa dovranno stare attenti. Ariete, attenzione voi sì, perché proprio la Luna, in conflitto con Urano, che è un grande scatenatore di imprevisti, e con Marte potrebbe farvi avere dei qui pro quo con il vostro partner. Attenzione a non sbagliare le dialettiche, tutto può essere risolto ridendoci su, ed accadrà. Toro, la giornata di oggi è molto complicata proprio perché la Luna comincia anche Marte e Venere a scagliarsi contro Urano. Urano, pianeta dell'elettricità e del decisionismo. Oggi potreste prendere una decisione sbagliata, quindi rimandate, temporeggiate e se dovete mettere delle firme spostate il tutto alla prossima settimana. Gemelli, ottima giornata oggi perché la Luna, Venere e Marte ancora comunicano con il vostro Mercurio in una maniera molto incisiva, facendovi prendere delle decisioni in amore e lasciandovi liberi di vivere una passione senza confine. Cancro, probabilmente oggi Nettuno vi confonderà un po', proprio perché ci sono delle cose che emotivamente non avete ancora metabolizzato e che sentimentalmente probabilmente non sono come le volete voi. Tutto può essere risolto se solo accettate di fare spazio nel vostro cuore. Leone,
La giornata di oggi è quanto mai interessante e complicata. Oggi non è una buona giornata per prendere delle decisioni. Urano, la Luna e Marte potrebbero farvi eccedere nelle prese di posizioni o in quello che dite. Tentate di contenervi e di non strafare in nessun senso e in nessun ambito. Vergine, la Luna in serata sarà nei vostri gradi e vi allieterà portandovi un po' di romanticità, anche perché avete finalmente capito che probabilmente se alcune cose non succedono è perché siete chiusi in uno schema che non permette agli altri di avvicinarvi. Cercate di essere più coinvolgenti. Bilancia, la giornata di oggi prevede delle ottime notizie, anche inaspettate, e un incontro a lungo rimandato che potrebbe sorprendervi. Attenti agli ex. Scorpione, giornata particolarmente rocambolesca. Luna, Marte e Venere si trasformano e la Luna vi porta in serata delle notizie interessanti e probabilmente un'idea che avevate su una persona potrebbe cambiare acquisendo delle informazioni o constatando che il suo comportamento nei vostri confronti è diverso da come lo immaginavate. Sagittario, giornata che vede un tripudio di trigoni tutti dalla vostra parte, una giornata eccitante, coinvolgente, in cui anche i cambi di programma saranno assolutamente fortunosi e positivi. Oggi finalmente potreste acquisire delle prospettive per il futuro decisamente interessanti. Capricorno, giornata particolarmente indicata per contenere tutta una serie di situazioni poco fluide nel lavoro, ma in serata una soluzione geniale vi verrà proposta da una persona che vi vuol bene. Acquarium, la giornata di oggi smetterà in serata di tediarvi con l'opposizione lunare, quindi quella tensione nervosa che sentivate in questi giorni stasera passa, quindi divertitevi, uscite e soprattutto concedetevi un incontro, una cena con una persona che vi intriga e vi affascina molto. Pesci, giornata abbastanza interessante nella sua prima parte, relativamente serena, ma che in serata potrebbe portare dei disguidi. Probabilmente i programmi potrebbero non essere rispettati. Cercate di ovviare con l'appoggio e la complicità di un amico. A Parigi, per iniziativa del barone de Coubertin, il 23 giugno del 1894 viene costituito il CIO, Comitato Olimpico Internazionale, per organizzare i Giochi Olimpici dell'era moderna. La prima edizione si svolge in Grecia nel 1896. Il detto out of sight, out of mind, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, significa che se non vediamo qualcuno il nostro cuore non può essere ferito. Anche nel dialetto siciliano diciamo occhio che non viri, cori che non doli. Ma ahimè, i social ci ricordano costantemente di tutto, anche quando non è più davanti a noi. Sicilia Play vi aspetta su YouTube, seguite e rivedete tutte le puntate per non perdere nessuna puntata. Alan Turing è un ragazzo eccentrico, noto per le sue stranezze, come indossare una maschera antigas e un pigiama in ufficio. Ha una passione per gli enigmi e inventa una macchina che anticipa i moderni computer. Venne reclutato dall'intelligence britannica durante la Seconda Guerra Mondiale per decifrare il codice Enigma dei tedeschi. Purtroppo, a causa delle leggi contro l'omosessualità dell'epoca, Turing è sottoposto a un trattamento ormonale. Stanco della persecuzione, decide di porre fine alla sua vita ingerendo cianuro tramite una mela. 20 anni dopo, quella mela morsicata diventa il logo dei computer di Steve Jobs. Ci salutiamo con la frase del giorno. Ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi dagli alberi, passerà tutta la sua vita a credersi stupido. Arrivederci a domani con una nuova puntata del nostro almanacco.